Si sono tenuti per mano, hanno circondato idealmente il loro ospedale, ancora una volta Covid Hospital, con una quarantina di pazienti nei reparti ordinari e 17 persone in terapia intensiva. Davanti all'ingresso degli ospedali riuniti Padova Sud c'erano medici, infermieri, OS, c'erano ancora una volta anche i 44 sindaci. In settimana passi in avanti ce ne sono stati. I cittadini possono rivolgersi con priorità anche alle ULS vicine. La direzione generale ha incontrato i sanitari per fare il punto della situazione, garantendo nuove assunzioni, ma di strada da fare ce n'è ancora. Nei prossimi giorni ci incontreremo con la Lanzarin il 22 e come esecutivo dei sindaci per sentire se ha delle novità o se ci può dare delle garanzie, e quindi chiederemo delle informazioni insomma a lei su questa situazione e su come si pensa di venire incontro alle esigenze del territorio e dei cittadini di questa ULSS. Il 26 dicembre i sindaci torneranno qui accompagnati questa volta dai loro cittadini. Saremo ancora qui per ribadire la nostra vicinanza ai cittadini, il nostro impegno per la salute, che è un diritto fondamentale dei cittadini di questa come delle altre zone della provincia, e saremo qui ancora anche se è un giorno festivo, anzi proprio perché è un giorno festivo, per dimostrare che il nostro impegno viene prima di tutto.